E come ho spazio alla rubrica settimanale di Gnovis dal Monte. Io Virgin che sta appuntamento di Gnovis dal Monte, attaccante dall'Italia a Bologna, dove il Fogolar Furlan ha fatto feste per i 20 anni di vita. All'avvenimento, che hanno partecipato decenni di appassionati, è stato riguardato il fondatore e storico presidente Walter Troiero, morto dal 2015. A portare allegria all'evento è stato il giovane fisarmonicista Moreno Castenetto, che è di Vinince di Tresesin e di Flumiselle, che ha suonato Vilotis Furlanis e che ha imparato di Bessol, come che l'ha fatta anche con la lingua furlane. All'evento ieri il presidente dell'Ente Friuli Tal Monte, il consigliere e cantautore Dario Zampa, che l'ha emozionato e che ieri in lì con la sua musica. L'attuale presidente Tiziano Quaglia si è fiducioso in venire dal Fogolar con la sicurezza che i vende al continuo aumento dal numero dei soci e dall'interesse dei più giovani. E di Bologna torniamo in Friuli, che domenica sera il Teatro Newf Giovanni da Udine all'ospiterà il spettacolo Dio Potente dedicato ai 100 anni di Renato Appi, poeta e drammaturg furlan. E a firmare il spettacolo le sonnevote Andrea, che fa parte dai Trigeminus, interdisce passare la presentazione serale. Allora, Dio Potente è una commedia, tecnicamente, in cui provi a parlare di Renato Appi in modo insolito, inconsueto. Io ho insomma un'attività artistica lontana da quel che l'ha fatta la barba. Speri di contare in modo divertente, serio, con rispetto sulla sua poesia, sul suo teatri importante, serio, insomma drammatico, però serio ma non triste, come dico sempre io. Ecco, voi si sono chattati a queste conferenze stampe dal Teatro Culturale Aldo Moro, che ha coordinato proprio le che le nascute per 100 anni fa Renato Appi. Renato Appi per non furlans, per comunità dei furlans, ma soprattutto per comunità dei furlans che sono emigrati all'estero, veramente è un personaggio che scunin visassi, perché il che ha fatto, nonostante i tantissimi impegni di drammaturgo, poeta e quant'altri, è arrivato veramente a Ciatafurchi, aspetti sociologici che hanno rappresentato la dura emigrazione, soprattutto i rapporti con la famiglia, la lontananza. Quindi Renato Appi ci ha portato tantissimi testimonianze che noi in questo momento che stiamo tornando a digitalizzare l'archivio storico da memoria dai 70 anni dall'Ente Friuli Dal Monte e si di portarlo in avanti. Grazie al Giavedale, grazie al Teatro Stabile Furlan, da prossimi serie, sabide a Cordenons e domenica al Teatron Giovanni da Udine a Udine, rappresenteremo veramente quel che è stato l'essenza del grande lavoro, da testimonianze della migrazione furlane di Renato Appi, che peraltro è stato nostro vicepresidente. E si spostiamo in Argentina, a Buenos Aires, dove che il presidente Eduardo Basquera, in carica dal 2013, è stato nominato presidente emerito al Sopwest a dirigere il consiglio direttivo della società friulana e è stata scelta Alejandra Butignol di Vinince Pordenonese, la seconda presidente femmina della storia del Fogolar. Prima di ieri, Dome Sonia Sclausero, ieri sentate sulla chiedre più alte dalla none dai Fogolars, quando che ieri le crisi economiche dei primi dal 2000, un periodo particolarmente difficile per tutte l'Argentina. E Osserin col Fogolar Furlan de Guascogne, che ha organizzato una serata di condivisione e unione franco-furlana in occasione della partita di rugby tra Italia e Francia. Di fatto dal Friuli le partite un importante contributo al rugby francese con la famiglia Spanghero, rivale di Tresesin, che ha offerto tanti sei fis alla discipline sportive e anche alla nazionale stessa. Alla serata ieri in più di un dei fradici Spanghero, tanto che Laurent, Claude, Jean-Marie e Gilbert
e altre importanti non dal rugby francese e italiano. Una serata che il presidente del Focolare Italo Scaravetti aveva gusto di fare fin di quando è stata fondata l'associazione dal 2016. L'Oran, ingruppata, ha ringraziato il Focolare, ossia immigrati che hanno chiattato davanti loro enormi ostacoli e io vi superare con la volontà del lavoro e se i giovani capiranno i nostri messaggi alla ditta o poderin di deve fatti il nostri dovere. E le tutte per usgnot, noi vi saltone domani sera sempre a stesse ore. Mandi e buone serate, vi odisi.